Buonasera a tutti ragazzi, come ben sappiamo passiamo quasi un terzo della nostra vita a dormire. Sembra strano ma lo è in effetti. Però ci sono cose che accadono nella notte mentre riposiamo che ci fanno davvero paura. La cosa che più fa paura in effetti è la famosa paralisi del sonno. A chi è che non è mai successo in effetti? Ci si sveglia e si è cosciente. Il problema è che non riesci a muoverti. Quindi diciamo che riesci a capire tutto ciò quello che succede intorno, non puoi vedere, però non riesci a muovere i muscoli. Ti senti un'oppressione a petto, difficoltà a respirare, quindi non è ancora molto chiaro quale sia la causa della paralisi del sonno. Molti dicono un'anomalia della fase REM, altri dicono che sono spiriti che nella notte ci assalgono e si mettono sul petto e che ci bloccano tutti i muscoli. Comunque sono tante le teorie scientifiche e non scientifiche che fanno, diciamo, spiegano questa paralisi del sonno, perché in effetti anche a me è capitato, ragazzi, è davvero brutto. Cioè sei cosciente però non riesci a muovere braccio, gamba, nulla. Diciamo che è una cosa brutta. Quindi oppure ci sta la sindrome della testa che esplode. Prima di addormentarsi o di svegliarsi alcune persone sentono un fortissimo rumore immaginario che descrivono tanti come un'esplosione o un impatto di qualcosa di pesante. Quindi non è raro nemmeno che sia accompagnata da visione di lampi intensi, a parte ansia e paura. Le cause purtroppo anche qui non sono note e non c'è un chiaro meccanismo di come funzioni e che cosa lo innesca. In effetti sono tanti riguardo ai bambini. I bambini, diciamo, soffrono non so per quale motivo, ma hanno paura del buio. Quindi il fenomeno poi nei bambini prende sudorazione, tachicardia, rigidità dei muscoli. In effetti non è chiaro perché i bambini hanno questo, diciamo, questa cosa verso il buio, non lo so, hanno paura comunque del buio. Un'altra cosa brutta che capita mentre dormi è di svegliarsi e di aver perso completamente la sensibilità di una mano o un braccio, un piede. Anche a me è capitato, mi sono messo davvero paura e tutto come un formicolio e tu pensi mi sta avvenendo qualche ictus o cose del genere, ma in effetti no, sono i nervi che si sono compressi e quindi ti viene questo formicolio. Però è una cosa bruttissima, cioè un altro che si addormenta è come quando state seduti molto tempo e poi vi alzate e non sentite più la gamba e sentite che è tutta addormentata. Finché è la gamba, ragazzi, guai guai, ma quando il braccio lo sentite addormentato, allora nella notte ti svegli e dici: oh, mi sta avvenendo un infarto, mi sta avvenendo un ictus. Quindi anche questa cosa è bruttissima di notte in effetti. Quindi diciamo che sono cose che succedono di notte che fanno paura, anche se quella lì che più mi fa paura a me è, diciamo, ragazzi, la paralisi del sonno. Di quella veramente ho paura, perché stai fermo, capisci, e non riesci a muoverti, cioè è una cosa pazzesca. Cioè dopo tanti tentativi poi riesci a muoverti, però finché non succede questo passa un sacco di tempo, non lo so nemmeno io quando passa, però è una cosa che ho verificato di persone e fa paura. Quindi diciamo sono cose che nella notte capitano. Un'altra cosa pure brutta è l'apnea notturna. Chi ne soffre ne smette di respirare per alcuni secondi, a volte minuti, mentre sta dormendo, quindi assorbe meno ossigeno e aumenta l'anidride carbonica nel sangue. Quindi diciamo la persona può anche rischiare qualche cosa di brutto, quindi
la sindrome questa qua anche non va sottovalutata, in effetti ci sono anche dei cerotti per respirare meglio, oppure sei un po' sovrappeso devi fare un po' di dieta, diciamo ci stanno le apnee ostruttive, quindi l'apnea è una cosa che ci sta qualche problema, quindi qui si può risolvere, mentre la paralisi del sonno, ragazzi, quella no, nessuno la sa spiegare, questa è quella che più a me fa paura in effetti, quindi questo secondo me è quello che più mi spaventa nella notte prima di addormentarmi. Ragazzi, vi auguro una buona serata e come sempre attenzione nella notte, perché la paralisi, ragazzi, vi giuro, fa paura. Chi non l'ha vissuto non lo sa e vabbè, ci sta pure, dice chissà che dice questi, ma se la provate, ragazzi, la paura fa 90 qui nei nostri numeri, e qua arriva a 90 quel giorno che arriva. Ragazzi, come sempre vi auguro una buona serata e ci risentiamo al prossimo video con qualche cosa novità. Spero di fare video più così, che sempre terremoti, eruzioni. Spero di non doverne fare ogni giorno. Ragazzi, ci sentiamo più tardi e arrivederci.